il discorso perché sto per andare a leggere, sarebbe da fare un salto in Consiglio regionale domani però, perché riprendono i lavori, sentire qualcuno. Comunque... Impressionante incendio distrugge un'azienda di materie plastiche a Crevada, 14 mezzi dei vigili del fuoco al lavoro fino al mattino, causa da stabilire, la paura dei residenti. Sul posto anche ARPAV e ULS, le raccomandazioni: tenere le finestre chiuse, lavare gli ortaggi, attesa per l'esito degli esami, la disperazione del titolare e la preoccupazione per i dipendenti. Nella Marca non si ferma la strage sulle strade di Giovanissime, a Montebelluna la 7ª vittima, un ragazzo di appena 18 anni. Corsa a Casugana, ore decisive per il centrodestra, al K3 il vertice tra i big del Carroccio e Gentilini per ricucire lo strappo e affrontare l'accordo con la superlista insieme a Zaia. Agguato a Borso del Grappa, 38enne si ferma con l'auto per soccorrere una donna in difficoltà, ma è una trappola, l'uomo aggredito rapinato dai complici della donna. Ingente furto in casa subito da una dirigente delle Generali di Treviso, le ladre le hanno rubato le chiavi dell'appartamento in chiesa mentre lei cantava. Il ritorno nella sua Marca trevigiana di Cookie Gallman, scrittrice ambientalista che da 45 anni vive in Africa, le è stato consegnato il premio Mazzotti Gambrinus. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che ci porta subito a Crevada, l'area di Refrontolo, che questa notte ha vissuto l'incubo di una notte di fuoco, il fuoco che ha divorato interamente un'azienda di materie plastiche. Ovviamente il super lavoro dei vigili del fuoco e la paura per l'inquinamento dell'aria. Sentiamo. Sono quasi le 9 di sera quando le fiamme altissime avvolgono la Ovag Italia in via Crevada, nella zona industriale di Refrontolo. Il fumo nero e denso si alza nel cielo. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti che prendono il cellulare e chiamano immediatamente i vigili del fuoco. Sono attimi di panico, il fuoco rischia di propagarsi anche alle ditte vicine, una corsa contro il tempo. Mi sono allarmata, sono uscita anch'io. E niente, ho visto le fiamme alzarsi, guardi, da spavento. Tanta paura? Sì, perché ho detto chissà, là ci sono case anche vicine, e ho detto chissà cosa può succedere perché siamo qua vicini, magari prende un pezzo, una cosa, ma prende tutto. I vigili del fuoco sono arrivati in forze, 35 uomini, 15 squadre ed hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. Questa mattina sono continuate le operazioni per mettere in sicurezza l'area e spegnere gli ultimi focolai. Sono arrivate squadre da tutta la provincia, anche da Belluno e anche da Pordenone, perché abbiamo voluto isolare subito la struttura che vedete alle mie spalle dal resto delle strutture che ci sono adiacenti, perché c'era un calore molto importante. Immediatamente sono scattate le indagini per accertare cosa abbia causato questo devastante rogo. All'interno dell'azienda c'è il personale NIAT del nostro nucleo investigativo insieme con i carabinieri che poi procederà al sequestro di tutta l'area. Questo è quello che rimane di un'azienda storica, solo i muri perimetrali, dentro tutto è andato distrutto. La gente attonita guarda sotto shock, un dramma che ha investito il titolare, i dipendenti e l'intero territorio. Area posta sotto sequestro dunque e ovviamente inchiesta aperta da parte della Procura, immediatamente sono scattati anche gli accertamenti, i rilievi da parte di ULS e ARPA. I tecnici sono intervenuti sia questa notte che nella mattinata in varie zone di via Crevada. Intanto l'azienda sanitaria ha emanato un comunicato. Una nottata convulsa, le sirene dei vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio di una zona tranquilla, mentre le fiamme alte divoravano l'azienda. Sul posto, in poco tempo, è arrivato anche il sindaco di Refrontolo, Loredana Collodelle. Le sue prime parole non lasciano dubbi sulla gravità del rogo, una situazione drammatica. Questa mattina è tornata qui davanti all'Ovag per ringraziare quanti hanno lavorato per tutta la notte, scongiurando il pericolo che le fiamme potessero intaccare anche altre aziende. Io in questo momento, al termine dell'emergenza,
emergenza. Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato, le forze dell'ordine, tutti in modo molto coordinato, l'ARPAV e anche l'ULSS e la protezione civile, che hanno fatto 2 cambi, 2 turni in tutta la nottata. Quindi grazie a tutte le persone che hanno lavorato e si sono proprio coordinate per contrastare questo grave purtroppo incendio. Rimane il dramma di un'azienda completamente in ginocchio. Questa era un'azienda storica qua del territorio. Sicuramente un'azienda storica, il titolare era qui presente ieri sera e chiaramente insomma è una cosa che crea dolore e purtroppo dobbiamo adesso andare avanti. Intanto sia nella notte che questa mattina sono continuati i rilievi e gli accertamenti dell'ULSS e ARPAV per verificare la presenza di eventuali inquinamenti. L'azienda sanitaria intanto in un comunicato ha raccomandato ai residenti di evitare di svolgere attività all'aperto e tenere chiuse le finestre ed ancora lavare accuratamente la verdura raccolta nell'orto. I risultati dei rilievi saranno resi noti nelle prossime ore. Cittadini preoccupati per il forte odore e il fumo denso. Guardando sempre continuamente sto fumo, queste fiamme che avanzia. Da qua non si ferma più. Sì, chiedo a Dio, signor, quale è un disastro, perché proprio... Ma quello che mi interessava di più, cioè a stato mio, era da vedere da che parte che andava il fumo per l'inquinamento. Perché tutti quanti guardano l'impatto del fuoco, sì, ma guarda quello che fa il fuoco. E la fiamma, per fortuna, da là la portava verso il bosco, a un certo punto le girava su così. Lo si diceva anche nel servizio, incendio domato, area sotto sequestro, resta il dramma di un'azienda completamente distrutta. La Ovag Italia è un'azienda storica a Refrontolo, ben radicata nel territorio. Realizza prodotti in plexiglass destinati alle gelaterie. Pochi dipendenti ed un capannone di circa 1500 metri quadrati. Il dramma nelle parole del titolare Giorgio Vazzola. È una tragedia terribile e non sappiamo nemmeno da cosa è partito. È partito qui dagli uffici sicuramente, ma il resto non so niente. Terribile vedere l'azienda. Sì, ma cosa devo fare? Mettermi a piangere se vuole? No. In questo momento bisogna essere forti. E bisogna rimboccarsi le maniche e si deve ricominciare per forza. Sì. La voce rotta dall'emozione quando ci dice bisogna ricominciare, ma i tempi saranno lunghi. L'area è sotto sequestro e solo dopo le indagini la zona dovrà essere bonificata. Sulle cause dell'incendio bisognerà attendere le indagini delle forze dell'ordine. Le porte e le finestre erano chiuse. Ogni ipotesi rimane aperta. Sul futuro nessuno si sbilancia. Molto probabilmente i dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Poi si vedrà. Per le immagini del fiamme notturne ringraziamo QDP News che ha realizzato il video. Di questo però, non solo del caso ovviamente specifico, come abbiamo visto le cause dell'incendio sono ancora da vagliare, le ipotesi restano aperte, ma dei tanti incendi che hanno interessato purtroppo la Marca Trevigiana e il Veneto in grosse o meno grosse aziende ha parlato anche il procuratore antimafia nazionale che era oggi a Treviso per un convegno. Sentiamo. Ci sono tanti incendi, ma vi domandate perché ci sono gli incendi? Ma questa è la modalità tipica mafiosa. Poi si può negare che sia mafia fino a che non si accerta che è mafia, però cominciamo a capire perché ogni incendio avviene, ma anche il più banale. A Palazzo dei 300 per parlare di legalità e il rischio di infiltrazioni mafiose, in realtà come la Marca e il Veneto, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao ha preso spunto dalla cronaca di queste ore con il devastante incendio di Refrontolo per ricordare a enti pubblici, forze dell'ordine e categorie di non abbassare mai la guardia. La mia esperienza mi porta a ritenere che laddove gli incendi si moltiplichino, laddove non c'è truffa c'è sicuramente un fatto di intimidazione. Se sono riferibili a dolo è molto preoccupante, anche perché è raro che al nord si utilizzi questo come espediente per arricchirsi o per rimettere a posto la propria condizione. Ovviamente l'attenzione massima è indagare caso per caso quali sono state potenzialmente ovviamente le cause, quindi al di là di quello che sarà anche l'esame di quest'ultimo evento e quindi tutte le attività investigative che sono già in corso ovviamente, si valuterà perché gli incendi costituiscono come altre fattispecie quelli che sono episodi spie. Mi dispiace che non ci sia il sindaco, non ci sia
il Presidente della Regione, non ci siano coloro che dovrebbero essere il primo ostacolo alle infiltrazioni di mafia. E mi dispiace anche che tanti problemi non vengono affrontati come dovrebbero. Treviso, dopo Verona, la provincia finita più volte sotto la lente di ingrandimento. Nessuna regione, nessun'area del paese, secondo il procuratore, può dirsi indenne dal fenomeno di infiltrazioni. Gravità specifica non direi, c'è comunque la presenza di diversi segnali che dimostrano come anche in Veneto la criminalità, 'ndrangheta e camorra soprattutto, ma anche riferimenti di Cosa Nostra siano qui sul territorio. Ancora la cronaca adesso, perché c'è purtroppo da aggiornare il bilancio della strage dei giovani sulle strade nella Marca. La si sperava una tragica coincidenza, un dato casuale, e invece la strage dei ragazzi sulle strade non si arresta. Simone Giupponi, 18 anni appena, di Montebelluna, è la 7ª vittima trevigiana da inizio anno tra i giovanissimi. Morto ieri per un incidente apparentemente banale, quello che ha coinvolto lui in sella al suo scooter e un'auto nei pressi del Duomo 2 giorni prima. La macchina viaggiava a una velocità contenuta, lo scontro di per sé non era stato violento, tanto che Simone, caduto a terra, era stato trasportato in ospedale in condizioni che non destavano particolare preoccupazione. Ma la notte tra sabato e domenica il quadro clinico dello studente dell'Ipsia Scarpa di Castelfranco si è aggravato, forse per un'embolia, e il 18enne, nato a Feltre, cresciuto a Valdobbiadene, prima del trasferimento a Montebelluna, si è spento lasciando nel dolore la famiglia e la fidanzata Asia, che ha postato su Facebook un messaggio struggente. Vola in cielo come solo tu sai fare, amore mio, resterai sempre nel mio cuore, ti amo, angelo mio. Solo oggi la procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, deciderà se far svolgere sul corpo del ragazzo l'autopsia. A Borso del Grappa per parlare di sicurezza, con una rapina nata da un vero e proprio agguato, una trappola. Gli hanno teso una trappola, lo hanno tramortito, derubato e lasciato privo di sensi, legato seduto fuori dall'auto lungo una strada trafficatissima. Una rapina cruenta, quella messa a segno nella notte in via Molinetto a Borso del Grappa. La vittima un 38enne, sempre di Borso. L'uomo stava rincasando dopo una serata trascorsa con amici a Crespano lungo la strada. Ha notato un veicolo fermo a lato della carreggiata con le 4 frecce e una giovane donna che si sbracciava chiedendo aiuto. Lui si è fermato, ma appena sceso dalla macchina è stato aggredito da sconosciuti alle spalle, colpito forse con un bastone alla testa. Gli hanno portato via i pochi soldi che aveva, non contenti, prima di andarsene lo hanno seduto sull'asfalto con le gambe sotto l'auto. Gli hanno legato i polsi con una cinghia agganciata all'interno al cambio, bloccandola, chiudendo la portiera. È rimasto svenuto sino alle 5 del mattino, quando è stato ritrovato da un netturbino che subito ha temuto il peggio, perché l'uomo non dava segni di vita. Sul posto i sanitari del SUEM, che hanno riscontrato un serio trauma cranico, ora è ricoverato all'ospedale di Castelfranco. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno vagliando tutte le ipotesi e visionando anche le immagini delle telecamere posizionate lungo via Molinetto per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. A Treviso adesso, dove mentre stava cantando nel coro in chiesa a una dirigente delle Generali di Treviso, state rubate le chiavi di casa dalla borsa che era dentro la chiesa e l'abitazione è stata completamente razziata. Le hanno rubato le chiavi di casa dalla borsa, lasciata apparentemente in un posto sicuro, un banco dell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Rovere. Il tempo della messa e l'abitazione, un appartamento al 3° piano all'angolo tra via Cornarotta e via Municipio, già era stato svaligiato. La disavventura è toccata domenica scorsa ad Anna Rosa Pavan, responsabile amministrativa della sede trevigiana delle Assicurazioni Generali, con la passione per il canto. Anna Rosa fa parte infatti del coro di Santa Bona, che domenica era invitato a cantare a Santa Maria del Rovere. Si sono intrufolate queste due, penso che siano state rumene, con la scusa di entrare sul coro, che le piaceva cantare, eccetera, eccetera. Hanno ascoltato le prove che stavamo facendo e si sono impossessate. Io dopo un'ora, dopo finita la messa, mi sono accorta che mi mancava dalla borsa il borsellino. Quando sono tornata ho guardato alto e ho visto un balcone aperto che era chiuso. Non avevo tanto coraggio di entrare in casa e sono andata dai carabinieri e con loro siamo andati a casa. Dove ha fatto l'amara scoperta, spariti preziosi, argenteria e una pelliccia per un valore complessivo di circa 25.000 euro. La cosa più cara che mi hanno portato via è stato un orologio
che da 40 anni che lavoro e c'era praticamente l'insegna iscritto. Quella è stata la cosa più brutta. Anna Rosa ha voluto raccontare il suo caso per mettere in guardia i tanti gruppi, ma anche i fedeli stessi, che si raduneranno nei giorni di festa. Attenzione all'escamotage usato da queste due donne sui 35-40 anni che avrebbero già agito con modalità simili in una scuola per interpreti. Io sono anche un po' di mestiere, pertanto queste cose le conosco abbastanza, però quando toccano del tuo praticamente ci resti veramente male. Adesso siamo alla politica, alla corsa cassugana, perché sono ore importanti per il centro-destra. Alla K3 a Villorba il vertice tra i big del Carroccio e Giancarlo Gentilini per trovare l'accordo e la famosa superlista. Ci colleghiamo allora subito e vedo già nel monitor Lina Paronetto con Nicoletta Rizzetta, stanno seguendo questo vertice. Subito a te, Lina. Buonasera Nicola, sì, come anticipavi siamo all'esterno della sede provinciale della Lega Nord, il K3, qui bocche ancora cucite, vertice ancora in corso, vi possiamo dire l'atmosfera che si respira perché qui sono saliti un po' tutti davvero questa sera, Zaia e Gentilini, poi il segretario provinciale Dimitri Coin, quello cittadino Massimo Candura e ancora quello nazionale Gian Antonio Darè, c'erano anche Caner, naturalmente il candidato sindaco Mario Conte, Riccardo Barbisan, Giampaolo Gobbo, insomma un po' tutti si sono soffermati anche a fare una veloce foto di gruppo, volti distesi, sorridenti, evidentemente l'accordo si vuole trovare, anche se sappiamo che sul tavolo ci sono due ipotesi, quella sostenuta, perorata dalla circoscrizione di Treviso, da Coin e Candura, quindi di far fare a Giancarlo Gentilini e ai suoi fedelissimi una lista a parte e trattarli come alleati e quindi in base ai voti che prenderebbero insomma decidere poi eventuali posti eccetera, e quella invece aperta in maniera dirompente da Luca Zaia che vuole accogliere addirittura come capolista Giancarlo Gentilini nella lista che potrebbe addirittura portare il nome Zaia Gentilini, e quindi naturalmente una lista che si farebbe molto forte, potrebbe raccogliere molti consensi e quindi alla Lega Nord questo non va giù fino in fondo. Tra l'altro la campagna elettorale prosegue perché sappiamo che domani Mario Conte presenterà la sua lista, probabilmente la lista dei quartieri, farà già qualche nome, annuncerà i punti principali del suo programma, comunque va da questa sera, anche se ripetiamo dai volti che abbiamo visto salire probabilmente si troverà la quadra dopo lunghe settimane di discussione. Se avremo naturalmente notizie prima della fine del telegiornale chiederemo di nuovo di collegarci, intanto dal K3 è tutto. Grazie, grazie a Lina Paronetto, noi andiamo adesso velocemente in pubblicità. Qua. Rieccoci in studio in diretta telegiornale di Treviso e torniamo alla cronaca. Crisi di astinenza e udienza di convalida dell'arresto rinviata per un 26 anni di Roncade, arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. In casa un grosso quantitativo di hashish e di marijuana. Nascondeva in casa quasi 2 kg di fumo il 26enne di Roncade, incensurato, arrestato sabato notte dai carabinieri di Treviso che hanno ispezionato l'abitazione dopo aver fermato un suo coetaneo di Quarto d'Altino con in tasca alcune dosi di stupefacente. Il ragazzo usciva da casa dello spacciatore a San Cipriano. All'interno sono stati rinvenuti nel cassetto di un armadio 1 chilo e 200 grammi di hashish in panetti e mezzo chilo di marijuana. Quindi il giovane è stato tratto in arresto, un 26enne, e tradotto agli arresti domiciliari in attesa poi di essere processato. Il 26enne doveva comparire davanti al giudice questa mattina per la convalida del fermo, ma essendo un tossicodipendente è stato necessario ricoverarlo in ospedale per una grave crisi d'astinenza e quindi affidarlo alle cure del SERT. Il giovane disoccupato aveva messo in piedi un giro piuttosto ampio di spaccio, stando al quantitativo di droga sequestrato. Sicuramente il valore del quantitativo poteva essere intorno ai 20.000 euro, quindi comunque un quantitativo importante. Mercato destinato prevalentemente ai comuni dell'Interland, anche visto insomma, la provenienza geografica della persona che abbiamo fermato e controllato. Il ritorno nella sua marca trevigiana, il ritorno di Cookie Gallman, scrittrice, ambientalista che da 45 anni vive in Africa. Le è stato consegnato nei giorni scorsi il premio honoris causa nell'ambito del 35esimo premio Mazzotti Gambrinus. Sentiamo.
Mio padre viaggiava verso il deserto da quando io avevo circa 12-13 anni e io ho seguito le sue orme in un certo modo, sono andata in un'altra Africa però. Quel rapporto così importante con il padre, l'alpinista ed esploratore Cino Boccazzi, che l'ha trasferito nel DNA il desiderio del viaggio come percorso interiore, anche quando è un viaggio di ritorno, nella sua Marca trevigiana, nel suo Veneto, lasciato nel 1972 per innamorarsi dell'Africa e stabilire lì il suo traguardo. Kuki Gallman nei giorni scorsi proprio nella sua terra d'origine per ricevere a San Polo di Piave il premio honoris causa nell'ambito della 35esima edizione del premio Mazzotti Gambrinus. Grazie alla sua battaglia per la tutela dell'ecosistema del Kenya, dove la scrittrice ambientalista vive ormai da oltre 45 anni. La mia Africa è quella delle foreste, dei grandi spazi, ma anche degli animali che vivi. È molto importante per me che il mio ambiente sia animato da esseri viventi della specie animale. Quegli animali per i quali ha più volte rischiato la vita, come l'ultimo attentato di quasi un anno fa, colpi di arma da fuoco esplosi dai pastori Pokot ai confini della riserva Conservancy All Eri Niro, 400 km² nella contea di Laikipia, un'oasi di biodiversità e un polmone verde incontaminato in un'Africa sempre più cementificata. Momenti drammatici negli anni, come la perdita del marito Paolo nel 1980 e del giovane figlio Emanuele nel 1983, momenti che non le hanno tolto la voglia di battersi, anche con libri come Sognavo l'Africa, Notte africane, Il colore del vento, Elefanti in giardino. A 75 anni tuttora una leonessa, come quelle che ha imparato ad amare in Kenya. Anche se dialetto e gusti culinari non sono dimenticati, nessuna nostalgia dell'Italia o di Treviso, ammette davanti alla platea. Il mio posto è lì, nella mia Africa. La politica in primo piano a 20:10, fra pochissimo uno sguardo, un focus su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore con il governo, nei prossimi giorni con il governo. Ospite di Ferdinando Avarino c'è il politologo Paolo Feltrin. Poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, il talk show della politica del lunedì. Governo Lega 5 Stelle, questo ci si chiede stasera con l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, l'onorevole Roger Demenech del Partito Democratico, l'avvocato Maurizio Paniz e Marco Bonet, firma del Corriere del Veneto. Adesso, prima di salutarci, un ultimo sguardo al K3, ci ricolleghiamo allora a Villorba. Lina, parlavi di sguardi distesi, quindi potrebbe essere addirittura d'arrivo comunque in un modo o nell'altro un accordo che potrebbe avere un peso importante per il voto del 27 maggio. Eccomi qui Nicola, sì, qui vertice ancora in corso, dai componenti di questo tavolo ancora nessuna indiscrezione, sono ancora tutti su, sì, come dicevi bene abbiamo visto volti distesi, sorridenti, probabilmente si cercherà di arrivare a un accordo che accontenti tutti o quasi. Sappiamo che la base, i militanti della Lega cittadina non erano affatto dell'idea di far ritornare Gentilini e i suoi fedelissimi nelle file della Lega dopo 3 anni di distanza, di prese di posizione molto dure, spesso anche contro la segreteria. Sappiamo che alle 20:30 qui c'è un'altra riunione, quindi in teoria il vertice dovrebbe concludersi prima. C'è anche il governatore Zaia a perorare quella che è stata una sua idea, cioè aprire la lista Zaia a Giancarlo Gentilini. Naturalmente intercetteremo i protagonisti di questo tavolo, anche perché domani parte ufficialmente la campagna elettorale di Conte con la presentazione della prima lista, con il suo programma. Lo farà dal mercato, da Porta San Tommaso, per stare tra la gente, quindi tutte le informazioni naturalmente su quello che accadrà stasera al K3 nel corso dei nostri prossimi programmi. Grazie mille Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto che stanno seguendo il vertice, è davvero tutto anche per noi, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche disturbo, specie sulle aree montuose. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 marzo.
Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata possibili piovaschi sparsi, specie sui rilievi. Temperature minime comprese tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 16 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, bella giornata caratterizzata dal sole, anche qui anche se non è da escludere qualche fenomeno sui settori montuosi. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato ovunque, cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.